Ho avuto la fortuna di incontrare qui la consigliera regionale Erika Baldini, eravamo qui al Beffed, facciamo anche un po' di pubblicità e approfittiamo per sapere com'è la situazione dello stato dell'arte in regione, visto che da quando c'è stata la famosa collisione tra la MSC Opera e la nave fluviale River Contes, non so se pronuncio bene, e cosa state facendo in regione su questo importantissimo tema? Nave a Chioggia, nave a Lido, nave canale dei petroli, cosa succede? Cosa si fa? Diciamo che quando ci sono i grandi incidenti si inizia sempre a parlare delle questioni quando per anni magari qualcuno ci ha dormito sopra. E finalmente devo dire che grazie al ministro Toninelli si sta iniziando a delineare una soluzione che coinvolge anche la nostra città e quindi la città di Chioggia. Oggi in Consiglio regionale è stata fatta una mozione che impegna la regione a farsi parte attiva con il governo centrale per trovare con urgenza una soluzione al problema delle grandi navi a Venezia, che però contempli il mantenimento dell'Homeport a Venezia. Questa mozione, alla quale noi non abbiamo preso parte al voto, perché riteniamo intanto che si faccia sempre la solita demagogia, cioè quando i signori erano al governo e avevano la capacità, la competenza per trovare una soluzione, non l'hanno mai voluta cercare. E in più siamo anche contro alla visione di portare ancora le grandi navi a Venezia, con tutto il cancan mediatico che c'è stato, il problema appunto per la città stessa che va preservata, non ci pare il caso. Allora noi abbiamo proposto, grazie anche all'amministrazione comunale e al sostegno del Movimento 5 Stelle, la soluzione Chioggia. Chioggia perché? Ovviamente va mantenuto un limite al tonnellaggio, non vogliamo certamente portare i giganti del mare all'interno della nostra bellissima città, però pensiamo che questa soluzione possa dare anche la possibilità di avere finalmente a Chioggia una ferrovia degna di questo nome, una strada statale messa in sicurezza finalmente, la Romea, ricordiamo che è la statale più pericolosa d'Italia, e soprattutto che venga eliminato il deposito di GPL, perché chiaramente è incompatibile con l'arrivo delle navi da crociera. Tutto questo ci fa propendere per il sì all'arrivo eventuale delle navi. Sappiamo che Toninelli dovrà fare anche il giro a breve delle località interessate da questa problematica. Naturalmente saranno i tecnici a stabilire quale tonnellaggio, quale stazza, quale numero di grandi navi è compatibile con il nostro habitat lagunare. E penso anche che vada fatta un'opera di scaglionare meglio l'arrivo. Non possono arrivarne 4 in un giorno, dovranno essere scaglionate a seconda dei giorni della settimana e sempre fissando un limite massimo al tonnellaggio. Quindi Soldoni, i 5 Stelle sono favorevoli purché le navi siano compatibili con la realtà lagunare, che venga prima messa in sicurezza la viabilità. Esatto, io la vedo una condizione sine qua non. E che venga spostato soprattutto l'impianto GPL. Che venga spostato il deposito, chiaramente, cosa che fino ad oggi non si è fatta e ci è voluto il Movimento 5 Stelle al governo per iniziare ad occuparsene. Speriamo bene, sarebbe la rinascita di Chioggia. Ma sicuramente è un bel cambio, un bel passo in avanti. E mi auguro che magari iniziando a parlarne, coinvolgendo le categorie, tutta la città, si riesca in quest'opera che vede appunto il Movimento 5 Stelle favorevole, perché pensiamo allo sviluppo anche della città e al miglioramento assolutamente imprescindibile delle sue infrastrutture. Consigliera, speriamo bene, ne va del futuro della città. Sappiamo che gli interessi di Zaia, di Brugnaro sono altri, c'è l'interesse tutto di portare le grandi navi a Marghera e da Marghera di nuovo alla Marittima, perché Marghera è lo specchietto per le allodole. In realtà si vogliono mantenere lì dove sono, senza passare per la Giudecca, per San Marco, ma chiaramente nessuno vuole
fare a meno di quell'introito grandissimo che è appunto tutto il turismo connesso alle grandi navi in laguna. Ci tenga aggiornati. Certo, alla prossima!